Amici, buongiorno, bentornati alla rubrica Le vecchie avversarie, ovviamente bentornati allo scrigno del calcio. Allora, oggi parliamo di una squadra svizzera, l'Aarau, scritto con 2A, mi fanno ridere tantissimo i nomi e e le squadre, i club, le società che si chiamano, che iniziano con 2A, che è il massimo proprio della stranezza per noi italiani che non concepiamo parole che inizino con due vocali, ma anche ovviamente con due consonanti. Nato nel 1902, tra l'altro mi è stato suggerito anche da un paio di voi ed era venuto in mente anche a me. Evidentemente i tifosi milanisti ricordano ancora quella partita tra Milan ed Aarau, che è stato l'unico scontro con squadre italiane. È una squadra che in realtà ha poca storia importante, nonostante sia stato tanti anni nella massima serie svizzera, di un cantone della Svizzera tedesca. Tra l'altro sono andato a vedere anche una cittadina molto carina, devo dire che trovare dei borghi brutti in Svizzera è un po' complicato. Ha vinto 2 scudetti all'inizio del Novecento, 1912 e 1914, ma è tornata in auge tra gli anni 80 e 90, quando ha vissuto forse il momento di maggior splendore della sua storia, con la vittoria della Coppa Nazionale nel 1985 e il terzo titolo nazionale, il terzo e finora ultimo scudetto svizzero vinto nella stagione 92-93, che consente all'Aarau di qualificarsi per la Coppa dei Campioni 93-94, che è a gironi, ma ci sono i turni preliminari. Ci sono 2 turni preliminari prima di accedere alla fase a gironi. Il Milan nel primo turno preliminare affronta proprio l'Aarau, squadra svizzera. All'andata vince 1-0 il 15 settembre 1993, una partita un po' complicata per il Milan. Poi Milan 93-94 non è che fosse questa espressione di prolificità offensiva clamorosa. Vince 1-0, gol di Papen al 9° minuto del secondo tempo. Nella partita di ritorno, giocata il 29 settembre del 1993, finisce 0-0 e, come giustamente l'amico Giuseppe mi faceva notare nel commento, è una partita che io ricordo molto bene perché andò in onda sulla Rai, finì 0-0, quindi il Milan si qualificò, senza commento per uno sciopero dei giornalisti. Guardare una partita senza commento, e credo neanche senza il tempo in alto, forse c'era solo il risultato in alto, perché ovviamente chi si distraeva un attimo o chi accendeva con la partita già iniziata, non c'era il telecronista che diceva siamo al 30° risultato di 0-0. Come faceva a capire, non c'era manco internet, forse c'era solo il televideo che non avevano neanche tutti all'epoca. Se mi ascolta un giovane sembra che stiamo parlando proprio dei dinosauri. Partita senza commento ti obbligava praticamente a stare incollato, a non andare nemmeno in bagno, perché altrimenti non c'era nessuno che ti aggiornasse. Finisce 0-0, il Milan si qualifica per il turno successivo. Oggi l'Aarau è in seconda serie, quindi in Serie B, chiamiamola così, svizzera, ha come palmarès 3 scudetti, 3 titoli nazionali di Svizzera e una Coppa di Svizzera. Un palmarès non particolarmente nutrito. È una squadra che in Italia noi abbiamo sostanzialmente, ricordiamo sostanzialmente soltanto per quello scontro con il Milan nei preliminari di Coppa Campioni del 1993. In effetti queste sono proprio le squadre che io vado cercando per questa rubrica, le vecchie avversarie, squadre straniere che abbiano affrontato una o 2 o 3 volte, non c'è un numero minimo o massimo di volte in cui abbiano affrontato squadre italiane nelle coppe e di cui poi non si è più parlato, e io vado a cercare di capire dove siano finite successivamente e dove si trovino in questo preciso momento. Questo è lo scrigno del calcio e io torno domani, perché domani c'è la partita della settimana, una partita abbastanza sentita.